Amici bellini, la risposta del Napoli è arrivata e quindi la dobbiamo analizzare, dobbiamo capire in che acque ci troviamo. Siamo tornati nello studio, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Let's see if I remember how to do this. Sperando che è tutto a posto, che ne so. Mentre insomma l'Italia si deve occupare della partita con la Bosnia, ma la Bosnia si ricollega a questo discorso di Lukaku se inseriamo nel computo delle cose che dobbiamo analizzare anche Di Lorenzo. Cominciamo. Poi certi giornalisti si potrebbero anche occupare del caso San Siro, Invece vedo che stanno twittando a pazzi su Lukaku, ma questo è un altro paio di maniche, ognuno poi rincorre quello che vuole rincorrere. Bentornati la mia community, benvenuti ai nuovi che si stanno affacciando. Io sono Valerio Fluido e con molta calma cerchiamo di parlare del Napoli e delle cose del Napoli senza problemi. Lasciate un like se vi va per ravvivare un pochino l'algoritmo che in questi giorni insomma di pausa ha sofferto tanto e io con lui, ma ci possiamo spostare subito per parlare di questa cosa. La nota del club che leggiamo insieme, anche perché ci dice delle cose ma altre non ce le dice. SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. Questo è un fatto, è indiscutibile, non è un'opinione, non si è presentato, lo sapevamo perché Lukaku ce l'aveva detto prima. E qui la società si riserva di valutare l'adozione a distanza degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione, non la prosecuzione dell'attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato. Ora, valuta l'adozione, quindi non è che la società lo ha multato, la società lo ha messo fuori rosa, come qualcuno sta dicendo. Può capitare. La cosa sfiziosa è questa, che ho cercato per provvedimenti disciplinari, la multa per sfizio l'ho cercato e ve lo devo far vedere perché è troppo forte. I provvedimenti disciplinari sono sanzioni applicate dal datore di lavoro contro le violazioni contrattuali dei dipendenti, assenteismo, questo è proprio il caso, insubordinazione, inosservanza delle norme, eccetera eccetera eccetera. Le sanzioni includono il rimprovero verbale, potrebbe essere una tiratina di orecchie, il rimprovero scritto, la multa massimo 4 ore, la sospensione dal lavoro e retribuzione per massimo 10 giorni e il licenziamento. Ve lo devo far vedere perché questo viene dallo studio legale lombardo e mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Mi sembra evidente che ci troviamo di fronte a una situazione non serenissima, dove è vero che secondo me Lukaku sta pensando a se stesso più che a noi, e lo possiamo dire tranquillamente, ma credo anche il Napoli stia pensando a se stesso più che a Lukaku, ed è anche giusto che sia così. Se il Napoli ritiene Lukaku non infortunato, è normale che Lukaku si deve presentare, deve fare gli allenamenti e deve stare a disposizione. Però Lukaku, se fosse abile e arruolabile, sarebbe abile e arruolato dal Belgio in questo momento. Invece no, lui va là, si ritrova che non è in forma, gli fanno notare, o dice guardate che io ho un fastidio o così, e poi dobbiamo capire se questo rilevamento del liquido insomma che si è formato e quindi del nuovo problema avviene nella sede del Belgio oppure avviene privatamente, dove Lukaku vorrebbe continuare questa riabilitazione. Perché se il Napoli lo ritiene non infortunato, Lukaku va col Belgio a fare le amichevoli, se Lukaku non fosse infortunato, capiamoci. Quindi a livello tecnico, secondo me, il Napoli l'unica cosa che può fare è dire: a me questo certificato medico che tu mi hai mandato non mi fido, non mi basta, ti devo visitare io. Il che è una posizione anche legittima, perché io detengo il tuo cartellino e quindi decido io. Perché poi, se il Napoli si razzela per Lukaku che non si presta, se Lukaku è infortunato, anche Di Lorenzo è infortunato, e il suo agente ci fa sapere, Di Lorenzo ci faceva sapere, non credo andrà in Bosnia perché è sottoposto a terapie per l'infortunio, ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli. Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero, sul rientro la mia sensazione eccetera eccetera. Di Lorenzo e Vicario raggiungono i compagni a Zenica per stare vicino ai compagni, cosa molto apprezzata anche da Gattuso. Gattuso in intervista ha detto: non dobbiamo essere bellini, tra l'altro. In questo momento preferisco che la squadra sta bene in campo, che soffra meno gli avversari, deve essere meno bellini, meno... no.
E lo stesso Gattuso ci ha parlato di fascite plantare per quanto riguarda Di Lorenzo, il che è più o meno lo stesso problema che ci hanno detto di Vergara. È venuto Di Lorenzo che si sta curando da un infortunio, doppio infortunio, no? Fascite plantare e ginocchio. Mentre lo stesso Giuffri ci aveva detto Di Lorenzo ha giocato per 6 mesi con un dito rotto. Guagliù, a chi dobbiamo credere? Qual è la verità? Perché non possiamo sapere le cose come stanno da una fonte che sia responsabile? Perché l'unica di cui noi ci dovremmo fidare è la fonte ufficiale del dottore del Napoli, e quando ha parlato ci ha detto cose che non si sono rivelate giuste o corrette o vere. Quindi se Lukaku è infortunato, il Napoli può decidere: sei infortunato, benissimo, vieni a casa che ti dobbiamo curare noi. Lukaku dal canto suo dice: non mi fido, quello che ho visto, la mia esperienza mi dice che De Bruyne, che ha fatto di testa sua che si è operato e si è riabilitato là, mentre tutti i tifosi: perché non parla De Bruyne? Perché De Bruyne stava tornando in forma per noi e per se stesso ovviamente, ed è tornato alla grande, mentre tutta la stagione si è fatto fuori Lukaku, e quando è tornata mezza e mezza, è tornato che non è tornato perché la terapia conservativa. Lukaku infortunato, resta in Belgio per fare le sue cose. Di Lorenzo infortunato, interrompe le terapie, va in Bosnia per fare le sue cose. Questo non è un curarsi meglio, questo è stare vicino alla nazionale. Quindi il Napoli dovrebbe dire anche a Di Lorenzo, dice non ha risposto alla convocazione. Quindi il nocciolo della questione è che il Napoli non ritiene Lukaku infortunato. Se questo è un nuovo infortunio, Lukaku dovrebbe stabilirlo l'infortunio con il Napoli. Lo fa evidentemente formalmente con il certificato medico. Evidentemente al Napoli questo certificato medico non basta. Io ritengo che questa sia una exit strategy che può andare bene anche ad entrambi, che ci spostiamo e ne parliamo con molta calma per il bene poi della squadra. Io non lo so perché, ma non sono così scosso da tutta questa situazione. Sapete perché? Perché l'ho sempre ritenuto non utilizzabile. Cioè io vedo un giocatore che è in panchina ma che so che al massimo potrà entrare nel finale per fare un assalto finale. Quindi il fatto che lui ci sia, che non ci sia, che venga multato, che venga messo fuori rosa, non mi dà l'impressione stiamo mancando all'assalto finale. Contemporaneamente io sono anche molto preoccupato del fatto che Højlund non possa saltarne neanche uno, perché arriva la pausa e lui comunque deve giocare con la sua nazionale. In tutto questo ci manca l'elemento Conte, che ovviamente non parlerà prima della partita perché non lo fa da mesi e mesi, e che non credo che cada dal pero, perché il rapporto che c'è tra Conte e Lukaku è anche un rapporto che va al di là del campo, e quindi si saranno sentiti, e sarebbe importante avere anche il parere di Conte al riguardo per il futuro, perché questa stagione oramai è quasi finita e la sensazione è che il Napoli si senta sicuro di aver conquistato l'obiettivo Champions, e quindi possa fare anche la voce grossa e dice sì Lukaku non ci servi, ti multiamo, ti mettiamo fuori rosa e nel caso rescindiamo, perché poi il licenziamento tutto può essere, dipende dal codice che il Napoli stabilisce in sede di contratto. Se non fai quello che devi fare noi possiamo fare questo, e sappiamo che è un contratto anche pesante, e sappiamo che il Napoli ha intenzione di rinnovare, di riscattare Højlund, e se trovi una squadra, il problema è trovare un nuovo Galatasaray. Ecco perché io sono meno preoccupato, forse per questo sono meno preoccupato del solito, nel senso che con Osimhen ero molto preoccupato. Dice se ti fanno un'offerta vendilo perché non ti può rimanere sul groppone. Quello era addirittura 10 milioni netti e più. Lukaku parliamo di 6 milioni, sono comunque tanti. Se esiste un Galatasaray arabo o una squadra del Belgio che se lo va a prendere e finisce la carriera là, tutto a posto. Però non mi sembra l'ideale rompere abbassandone praticamente il valore, perché di nuovo ti trovi nella condizione di avere un giocatore che è tuo ma che non usi, e che quindi le squadre ti possono dire: li vuoi 2 euro? Ti do 2 euro e ti tolgo il peso dell'ingaggio da addosso. No, ne vuoi 5? No, io te ne do 2. Ti sta bene? Questa è la mia preoccupazione, cioè non mi sembra un'idea geniale, ma evidentemente se il Napoli fa così avrà pronta una strategia e un piano per risolvere la situazione di un giocatore che evidentemente ci ha dato quello che ci ha dato, perché non dimentichiamo il suo apporto allo scudetto. Quest'anno non ci ha dato praticamente, ci ha dato 3 punti, ci ha dato 3 punti importanti, ma che evidentemente anche in vista del futuro bisogna guardare altrove. Quindi in conclusione ci ritroviamo con una situazione che dà adito, e dobbiamo dare atto
ai giornalisti che avevano anticipato la reazione del Napoli, che è stata quella, però dà adito poi ad ingigantire la cosa, a dire guerra aperta, adesso succederà. Secondo me non succederà granché. Il molto verrà stabilito da Conte, dall'allenatore, perché magari Conte dice sì, sono d'accordo, allontaniamo chi sta pensando a se stesso, perché l'ha detto anche altre volte, nonostante si tratti del suo figlioccio, e quindi si vada alla conservazione dello spogliatoio. Oppure un altro alibi che si potrebbe prendere Conte, dice, siamo già pochi e mi servono tutti i giocatori a disposizione, me lo mettono fuori rosa, non lo posso utilizzare. Non vorrei mai sentire una cosa del genere, perché poi sembra quasi che sai poco. Allora, tra l'altro mi dicono che anche Rachmani e con la sua nazionale da infortunato, perché il punto è proprio quelli che sono già considerati infortunati dal Napoli, liberi tutti, potete andare dappertutto, eccetera eccetera. Lukaku invece anda a stare a Napoli, deve stare a disposizione, deve rispondere alla convocazione, perché lo ritieni non infortunato. Se lo ritieni non infortunato è giusto così, ma se Lukaku è infortunato di nuovo, se è una cosa nuova, oppure se comunque stava già comunque a mezzo servizio, che significa questa polemica? Vabbè, non possiamo fare altro che aspettare le partite, e nel post partita Conte ci dirà qualcosa in più. Ripeto, secondo me si sta preparando semplicemente il terreno per una risoluzione poi generale alla fine. E mi dispiace sempre però leggere i tifosi che si dividono, che dice Lukaku si è rotto il capo pure lui, andando appresso poi a quella che era la narrazione dei tifosi opposti che non vedono l'ora. Vabbè, questo è quanto. Vi potete aspettare poi un commento alla partita, perché non possiamo fare finta che non ci sia una partita importantissima per l'Italia, su Calcio Fluido, e vi rimando là, perché questa è la bellezza di avere due canali. Non mi sento io già mi sento in colpa quando non faccio video, quando poi ne faccio due dello stesso giorno sullo stesso canale non si capisce niente, e riesco a sopravvivere solo con i vostri like, i vostri commenti, il vostro hype e il vostro supporto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dai, ci siamo quasi, calma. Quanto è bello Real, ma pure De Bruyne non è male.